stessa vocazione già oggi è proiettata anche verso l'aerospazio, quella parte di cielo in cui già si vola e si volerà nel futuro, con valore verso le stelle. Signore e signori, la formazione 100 dell'aeronautica militare. Inciso nel cielo di pratica di mare MQ-9A Predator Bravo in dotazione al 32esimo stormo di Amendola. Purple One è il suo call sign. Il pilota e il sensor operator non sono a bordo, ma in una stazione di controllo, una cabina di pilotaggio statica che si trova a terra e può essere anche a... Questo elicottero può volare anche in condizioni meteo proibitive, in zone impervie e isolate, e operare di notte grazie all'utilizzo dei visori notturni in dotazione ai piloti. L'HH212 invece, oggi in dotazione al nono stormo di Grazanise, provincia di Caserta, fu progettato negli Stati Uniti dalla Bell Helicopters e costruito su licenza in Italia dalla Gusta grazie a galleggianti fissi e superfici nevate con appositi pattini da neve. Ancora elicotteri in arrivo dalla nostra sinistra. Blue 3 è una formazione composta da 6 HH-101 Caesar. In dotazione al nono stormo di Grazanise è un elicottero con 3 turbine capace di volare in piena sicurezza, anche con cattive condizioni meteo, per il supporto aereo alle operazioni speciali e per il recupero di personale militare o civile in difficoltà in aree di crisi. La HH-101 ha un ampio raggio d'azione anche grazie alla capacità di rifornimento in volo. Sospirata, Aquila Turrita. Anche dal Dipartimento della Protezione Civile. Il CAE Multicrew, invece, come dicevamo prima, è il reparto dell'aeronautica militare che si occupa dell'addestramento dei piloti militari destinati alle linee di supporto della forza armata. Non solo quelli della prima brigata aerea operazioni speciali dell'aeronautica militare, ma anche quelli di altre forze armate. Pensate che il C-130J può caricare fino a 112 paracadutisti nella versione allungata e il C-27J fino a 40, ed entrambi hanno un sistema di rifornimento in volo. Il trasporto tattico nei teatri operativi è una specialità che vede impegnati gli aerei della perché quando è in gioco la vita umana non c'è tempo da perdere, e anche per questo l'aeronautica militare c'è stata, c'è e ci sarà sempre. Il Falcon 900 invece, come il suo fratello più piccolo, è adibito ai trasporti sanitari con una prontezza di poche ore, 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno. Il rifornimento in volo. L'MB339 può anche essere impiegato per compiti di difesa aerea, per il contrasto di minacce aeree a bassa velocità e a bassa quota. Le operazioni anti-ISIS in Medio Oriente. Il suono dei motori ancora nell'aria, ma siamo già giorni all'anno. Quando c'è una presunta minaccia, un aereo non identificato in difficoltà, in pochi minuti, con lo scramble, cioè il decollo immediato su allarme, i caccia partono per intercettarlo e identificarlo. Sfogliamo l'ultima pagina del nostro album con l'ultima formazione, che è tutta da ammirare e fotografare, sia per il trasporto passeggeri fino a 200 posti, trasporto materiale, o una combinazione dei due, che può rifornire ma può anche essere rifornito. Il G550 KV invece è un futuristico di sorveglianza aerea, comando, controllo e comunicazione a partire dal 2016 con il carico consistente quantità di combustibile imbarcabile. Ma come vedete le sorprese non finiscono. Una prima virata F-35 è l'aereo più avanzato attualmente in dotazione dell'aeronautica militare.
circuiti con piste corte o semi-preparate. Signore e signori, ecco a voi l'F-35B. Agitate i vostri cappellini, salutate il pilota, soprattutto perché sarà un continui a volare appunto su questi veicoli. Questo è un T6, appunto siamo negli anni 40 ed è veramente meraviglioso. Notate la compostezza del generale, perché io mi sono sbracciata da qua per salutarlo, lui giustamente saluto militare, questo deve fare. È giusto così. Senta, tra poco noi vedremo una presentazione tecnica da parte di piloti sperimentatori su velivoli pazzeschi, alcuni dei quali come dire, le conosciamo. Iniziava l'avventura del volo per l'uomo, i primi aeroplani, qui davanti avete visto stamattina alcuni aeroplani. Questo non è né rumore né suono, è musica per le nostre orecchie, sono i motori della... Per una virata centrale. Virata seguita dal disegno di un quadrilatero dalla superficie, sapiente combinazione di tecnica ed estetica.
vertice di un sistema di addestramento che utilizza le nuovissime strutture dell'International Flight Training School di 10° anno in Sardegna, di recentissima inaugurazione. Rappresentano il fiore all'occhiello dell'addestramento dei verticali sulla tela azzurra del cielo di traffico. Una somma di 2 looping tangenti uno sull'altro di prua, ma non sciove, con accelerazione a meno 3G. Cambio di assetto con un quarto di loop verticale, insieme compongono una nuova manovra introdotta proprio quest'anno da Raffaele Odesco, assolutamente inedita nel programma dei display del reparto sperimentale di volo. In arrivo un triplo aileron roll, 3 giri sull'asse orizzontale. Le ali a delta e... progettato per veri intenditori. E ora, se lo vedete allontanarsi, di potenza per la prima e la seconda sezione, la seconda che si invola in questo istante è la prima a partire dal capoformazione in volo in questo momento. Eccolo, le 2 sezioni in configurazione. Sfidare i nostri occhi per gestire il primo ricongiungimento. Signore e signori, le frecce tricolori 2023. Il verde, il bianco ed il rosso della nostra amata bandiera looping di ingresso, la prima manovra su dalla voce del capoformazione. Il diamante punta dritto verso il cielo azzurro per la prima spettacolare apertura. Ed eccola la prima separazione con il solista, la terza sezione al centro, che poi dirigerà alla nostra sinistra, dalla quale si presenterà per la prima manovra del suo programma. Nel frattempo le 2 sezioni, 1, foto, ora! Incrocio che chiude in basso la manovra il primo ricongiungimento. E noi invece a sinistra contiamo con il solista. 1, 2 in volo rovescio al centro display line, poi 3 e 4 successive rotazioni di 90 gradi. Come è capace di eseguire un tonno con una formazione di 9
aeroplani, imposta il tonneau sinistro a botte della pattuglia acrobatica nazionale. 2.5-2.40, 2500 piedi, 240 nodi. Le indicazioni energetiche di altezza e velocità fornite dal leader ai suoi gregari per dare conto A destra, bassissimo sull'orizzonte con il suo fumo bianco, e già in volo rovescio, guadagna il centro della display line, poi tonno e ancora volo rovescio. Ci sta così dimostrando la capacità di questo addestratore tutto italiano di sostenere questo particolare assetto di volo anche in maniera prolungata. Continua a spingere. Starling, tonno. La cadenza degli ordini del leader, il verde, il bianco e il rosso del nostro tricolore per la manovra del ventaglio. Poi andiamo su nella separazione dell'Apollo 313 Apollo, perché le due... Allora, noi continuiamo a cercare il solista, lo troviamo tutto a sinistra. Se volete potete contare insieme a lui, saranno alla fine circa 12 i secondi impiegati per coprire i 3 km di display line senza mai interrompere la rotazione. Gira la testa soltanto a guardarlo. un'altra eccezionale foto. Prima noi guardiamo alla nostra sinistra, perché da lì arriva ancora una volta il nostro solista, sta per accompagnarci ad esplorare gli angoli più remoti dell'inviluppo di volo dell'MB 339, raggiunge il centro della display, poi tornò e virata Schneider secca a sinistra a 7G. All'interno del velivolo in questo momento ogni cosa pesa 7 volte di più. Lui completa la sua circonferenza perfetta di fumo bianco, poi non contento inverte e va su con questo pull up negativo da 3G, una differenza in valore assoluto di 10G. Si disegna sul cielo di Pratica di Mare questo gigantesco lazzo da cowboy che attira la nostra attenzione verso l'alto, ma non lasciamoci distrarre. 5 che girava questa manovra in compagnia del suo pari corso, pony numero 4, capitano Oscar Del Do. Il suo simmetrico dalla parte opposta della formazione, il secondo gregario destro, pony numero 10, maggiore Federico De Cecco, ruotano quasi davanti ad uno specchio andandosi a posizionare in coda alla formazione, all'ala rispettivamente di pony numero 7 e pony numero 8, poi i gregari uno di fianco all'altro con la cosiddetta linea di fronte a disegnare il maestoso calice della pattuglia acrobatica nazionale che fa salire su la formazione. Una delle manovre più tecniche di tutto il suo repertorio, questo tonno lento, una rotazione lenta e continua sull'asse in cui la difficoltà principale è proprio quella di mantenere sempre costante e fluida, che aumenta notevolmente il coefficiente di difficoltà di esecuzione della prossima manovra. Fumi bianchi dietro ed eccola questa elegante slanciata configurazione a cigno che esegue questo tonno destro. La formazione si avvita intorno al suo asse centrale che è costituito da pony 1, pony 6 e pony 9 come fosse un unico gigantesco velivolo lungo circa 70 metri. Questo è il tonno preparato con i velivoli uno a fianco all'altro per i 5 velivoli della linea davanti, poi 3, poi 1 a disegnare questo triangolo inverso che accende i fumi del nostro tricolore. Alle spalle il solista che si lancia in affondata a guadagnare velocità, poi sarà cloche alla pancia e su in caprata in verticale cavalcando il nostro Arizona. Nautica militare. Sbuffata tricolore. L'aria si fa sempre più pesante sul musetto del suo MB 339 finché a vincere inesorabilmente non è la forza di gravità. Sospeso letteralmente a mezz'aria prima di lasciarsi cadere all'interno dei suoi stessi fumi.
Questa, signore e signori, era la scampanata di pony numero 10 della nostra scintilla tricolore. in grado di eseguire il Lobsovak. La salita con le rotazioni, quindi gli avvitamenti, prima di lasciarsi cadere ancora una volta all'interno dei suoi stessi fumi e poi giù in vite controllata. Lui è alla sua quinta stagione. Un grandissimo applauso al capovelivolo di pony numero 8 che purtroppo ci ha lasciato qualche giorno fa in un incidente stradale, l'aviere capo Vincenzo Varriale. Rotazione degli interni, pony numero 2 capitano Alessandro Sommariva, pony numero 3 capitano Leonardo Leo sul 4 e sull'11 che poi li scavalcano nuovamente a riprendere le posizioni via i colorati e andiamo su a Piramidone. Il Piramidone si arrampica di nuovo ai 1500 metri al top di questo mezzo looping, tutta la nostra destra in affondata per poi livellare alla quota prestabilita il nostro solista che si lancia a tutta velocità per poi andare su in verticale nella spettacolare apertura della bomba. Ora 3 livelli verticali di separazione per l'incrocio mozzafiato della bomba. Serie di tornò a botte, lo farà però in una configurazione particolare. Ha infatti il carrello estratto, configurazione questa in cui la finestra tra la velocità minima di sostentamento del velivolo e quella massima, oltre cui rischierebbe di danneggiare il carrello, è di soli 100 km orari. Disegna così questa lunga sinusoide nel cielo di Pratica di Mare, dimostra uso dei comandi di volo portati alla massima escursione. Questo oggi su Pratica di Mare è il volo folle. Il tenente colonnello Salvatore sembra quasi un... Da iniziale alla sinistra per apertura a destra in 2 sezioni da 5 per i 10 MB 339 della pattuglia acrobatica nazionale. Allora l'apertura a partire da pony 1, poi 2, poi 3 a seguire fino al nostro solista che si portano in sottovento per poi atterrare qui sull'aeroporto di Pratica di Mare. Allora questa manovra ci dà l'occasione per presentarveli nuovamente uno per uno. Numero 3 capitano Leonardo Leo. Dopo di lui